Il 64% degli 824.000 veneti tra i 18 e i 34 anni vive ancora in casa con i genitori rispetto a una media europea del 50%. In Veneto un popolo di oltre mezzo milione di ragazzi e ragazze è quanto emerge dal report dell'economia della nostra regione presentato a Palazzo Balbi. Rapporto statistico del Veneto 2023 che mette in evidenza come il Veneto abbia chiuso il 2022 con un più 3,9% di PIL e una previsione per il 2023 che segna un più 1%. Report tuttavia tra luci e ombre, a partire dal fronte occupazionale, è qui che si trova la spiegazione sul perché i giovani continuano a vivere in famiglia, il lavoro risulta sempre più precario e sottopagato. Sotto i 34 anni, dai 18 ai 34 anni, i nostri ragazzi hanno un precariato che supera il 32%, sopra i 34 anni invece il precariato si riduce in maniera infinitesimale. Dal rapporto statistico si vede un altro dato importante: il livello di formazione è direttamente proporzionale alla stabilità lavorativa e alla remunerazione. Di positivo c'è che diminuisce il numero dei NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, sono il 13,1% del totale, la terza quota più bassa d'Italia. Report che arriva dopo il difficile momento congiunturale a livello nazionale e con una guerra in corso, quella russo-ucraina, e con la mancanza del mercato russo su tutta la nostra offerta turistica, per quanto in positivo con un più 30% nel 2022 e un più 43% di presenza nel primo trimestre 2023. Il 22 dimostra un Veneto capace di essere ancora più resiliente, capace di crescere sia in settori come quelli legati all'esportazione sia in particolar modo quello turistico, e i primi dati del 23 dimostrano ancora una regione capace di attrarre milioni di persone. In Veneto cala tuttavia il credito verso le imprese per 23 miliardi di euro con un tasso medio per i prestiti che sale dall'1,4% al 4,52%, segnali di sofferenza per alcune filiere come edilizia e i distretti del freddo e del caldo, preoccupazioni queste espresse dal presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, che preannuncia, nonostante permanga un clima di fiducia ancora positivo, si cominciano a vedere alcune nubi all'orizzonte.